Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato approva. 201 voti favorevoli, 38 contrari e 6 astenuti. Con il voto definitivo del Senato la riforma della legittima difesa è legge dello Stato. La difesa diventa sempre legittima anche se non viene escluso il processo per accertarla. Nei casi in cui scattasse la denuncia di eccesso colposo di legittima difesa, lo Stato garantirà l'assistenza legale gratuita per chi ha sparato e non ci sarà più la possibilità di risarcimento come è accaduto per Franco Birolo, il tabaccaio di Civè di Corezzola, che dopo essere stato assolto per aver sparato e ucciso al ladro entrato nel suo negozio, ora dovrà affrontare un processo civile intentato dai familiari del ladro morto per ottenere un risarcimento. Benissimo, sono contenta. Che abbia degli aspetti positivi e che bisogna trovare un buon equilibrio però tra la libertà individuale e la società intera, ecco, questo direi. Vengono inasprite invece le pene per furto e violazione di domicilio. Ecco cosa ne pensano i padovani. Che è giusto farla. Almeno ci difendiamo. Nei limiti, ma ci difendiamo. So benissimo, fa bene. Che uno deve difendersi. Legittima difesa, sì, sono favorevole. Giusto tutelare chi si difende. Esatto, sì, sì, penso che sia giusto. Altri padovani invece sono scettici perché con questa legge l'uso delle armi diventa più libero. Non va bene, non va bene. Quella che si vota oggi non le piace? No, non le piace assolutamente. Non è democrazia, c'è niente da fare. È inciviltà. Non sono d'accordo, assolutamente no. La Lega soddisfatta difende la legge, non sarà il Far West, la riforma infatti non consente di inseguire il ladro e sparargli o colpirlo quando è immobilizzato. Il senatore padovano Andrea Ostellari, vicepresidente della Commissione Giustizia, parla di Italia paese più giusto da oggi e dedica questa legge a Franco Birolo, Graziano Stacchio e Robertino Zancan.